Programma Pop Economia, Rumore, condotto dalla brillante Alessandra Mori. Questo premio non è solo nostro, è un traguardo straordinario che abbiamo potuto raggiungere soprattutto grazie al vostro costante ascolto e supporto. Auguri a tutti noi, voi siete i veri campioni. Va ora in onda Filo Diretto. E quindi ho solo una soluzione per diventare un problema reale. Mi candido capolista in tutte le province. Veneziani, gran signori, padovani, gran dottori, vicentini, magnagati, veronesi, tutti matti, trevisani, panghetri, però bigotti, bacco, pippe, bellunesi, cantonali, eri, veneti, ciamati. Gente che lavora e che se dà da fare e che non vuoi muoiare. Adesso divertete e non sta a pensare che senza il Veneto non te puoi stare. Veneto è stupendo, Veneto fino in fondo, Veneto del mio mondo, lontano neanche un secondo. A me non mi interessa Cuba e neanche Hong Kong, come tutto che vada a Londra, Mosca, New York, cosa che sei. Il Veneto è stupendo. La linea Alessandra. Presidente Zaia, buongiorno e ben ritrovato. È in linea? Buongiorno, certo che sono in linea. Complimenti per il nuovo riconoscimento che per la seconda volta avete avuto, Davide. No, abbiamo avuto il primo ad Antonino Danna e il secondo alla mia trasmissione Pop Economia Rumore. La ringrazio molto, Presidente. Abbiamo semplicemente interagito con gli ascoltatori, i cittadini sui temi di economia reale, sui temi di vita vera di tutti i giorni. E allora, Presidente, innanzitutto come sta? Abbiamo aperto, lo avrà ascoltato, con il suo video che sta facendo molto rumore, il video elettorale, quel leoncino alato che la segue passo passo, creato con l'intelligenza artificiale per Venezia e poi approda a Belluno. Allora, quanto sta correndo con lei questo leoncino? Ci racconti un po'? Beh, Leoncino è diventata la mascotte di questa campagna. Ho voluto buttare fuori l'ostacolo e ho ideato una nuova formula di comunicazione, che è una formula che ha un profilo al di là della promozione della mia candidatura come candidato ovviamente consigliere in tutti i collegi del Veneto, quindi le 7 province, e quindi con il tema della mia promozione, ma poi ce n'è anche una di civica, che è quella di spiegare come si vota. Infatti Leoncino spiega come si vota, al di là del fatto che poi utilizza il mio nome per fare l'esempio. Quindi siamo usciti con Venezia, poi con Belluno, e oggi annuncio che alle ore 12 ci sarà il click day alle ore 12 per far partire quello di Treviso, e poi continueremo per fare tutte le province, finiremo il giorno 21. E allora, Presidente, martedì prossimo a Padova si chiude la campagna elettorale con il candidato Alberto Stefani, ci sarà Meloni, Salvini, Tajani, insomma ci siamo, pochi giorni al voto. E allora lei dice: dopo Zaia scrivi Zaia, e questo è un referendum della sua campagna elettorale, no? Ad ottobre ha lanciato Alberto Stefani, il candidato, e l'ha detto chiaro, lo dice anche nel video, lo ribadisco io: ho solo una soluzione per diventare un problema reale, mi candido capolista in tutte le province. Allora io stavo guardando un po' di dati che con lei ci siamo detti molte volte, sondaggio SVG, e lei è tra i governatori più amati, cioè al 72% di fiducia personale. Allora, per dirla proprio chiaramente, come dicono i sondaggisti, lei piace a destra ma piace anche a sinistra, perché ce l'ho spiegato anche molte volte qui, Alessandra Ghisleri, ne abbiamo parlato, ha saputo interpretare quell'anima moderata, no? Quell'approccio, quel dialogo ha costruito con quella base produttiva e quindi con l'impresa, con gli operai, con il mondo professionale, un dialogo capace anche di intercettare quell'elettorato più ampio. Ecco, molti dicono Zaia si sta rivolgendo ad un elettorato più ampio, quindi che guarda più a sinistra. Ecco, la mia domanda è esattamente questa: quando si dice dopo Zaia scrivi Zaia, lei si sta rivolgendo anche oltre i confini del centrodestra? Ma guardi, quando io parlo ai cittadini non penso mai di vedere davanti delle casacche politiche, ma non è una blasfemia quella che sto dicendo, è semplicemente un segno di rispetto. Guardi, quando sono stato eletto l'ultima volta avevo avuto quasi l'80% dei voti, mai accaduto nella Repubblica Italiana,
mi hanno chiesto che presidente sarei stato. Io ho detto un presidente preoccupato di rappresentare anche quel 23% che non mi ha votato. Io penso che sia fondamentale rappresentare le istanze di tutti. Quando tu dimostri che esci anche a volte dai binari ideologici della tua parte politica per rappresentare gli interessi dei cittadini, dimostri di essere un governatore o un amministratore vero e rispettoso di tutti. Le faccio un esempio per dare un'idea. Il Covid scoppia il 21 febbraio del 2020. Io da lì a 2 mesi avrei dovuto avere il mio rinnovo per la terza volta alle regionali, quindi Sì, lo ricordiamo verosimilmente bene, l'abbiamo detto molte aprile-maggio volte anche qui. avrei dovuto votare. A differenza di molti miei colleghi che dicevano Milano non chiude, penso al sindaco Sala, penso a Zingaretti, Roma non chiude, a tutte le cose, io fui quel governatore che per primo in Italia decretò la prima zona rossa d'Italia, decisi di fare i tamponi contro legge a 3.500 cittadini a e fui massacrato sui giornali i primi 10 giorni, perché tutti sostenevano che fosse una banale influenza, anche i miei cittadini mi massacrarono. Un governatore deve fare gli interessi del suo popolo, non i suoi interessi della poltrona. Se avessi pensato alle mie elezioni, questa è la prova provata, ma sarebbe stata veramente suicida fare una roba come quella che ho fatto io. Ma io ho detto, guardate, se si rivelasse non una banale influenza, io non voglio avere sulla coscienza le vite dei miei cittadini. Così deve ragionare un governatore o un amministratore. E allora, 15 anni da governatore, facciamo un po' un bilancio, tanti primati, tasse basse in Veneto, investimenti sulla sanità, l'abbiamo detto molte volte qui con lei, la sanità è un'eccellenza in Veneto, e poi un'amministrazione che corre veloce, poi c'è quell'autonomia, Presidente, quella rivoluzione necessaria, abbiamo presentato anche il suo libro qui in Radio Libertà. Ha qualche rimpianto sull'autonomia? Come si sta concludendo questa battaglia madre della Lega? Ma guardi, le organizzo la risposta, lei mi dà molti spunti. La prima, intanto ho un record. Sono il governatore che ha governato di più in questo paese, ho fatto 15 anni e mezzo perché il Covid ha fatto anche una mini proroga in virtù dell'emergenza. E quindi in Veneto sicuramente sono e resto il governatore più longevo, a meno che non vengano tolti i blocchi di mandati in futuro. Detto questo, la mia è una regione che per mia scelta ha fatto una cura dimagrante rispetto alla spesa, magari che potevano essere definite non fondamentali, ed è una regione che non applica le tasse. Cioè, voglio ricordare che è l'unica regione in Italia da quando ci sono io che non applica l'addizionale IRPEF. Questo è bene ricordarlo. Perché? Perché ho un approccio manageriale e ricordo che quando arrivai tutti dicevano impossibile tagliare. Io ho tagliato da $500 milioni di spesa libera, sono arrivato a 60 milioni di euro in 15 anni. Quindi vuol dire che è possibile tagliare ed è possibile anche governare bene. Siamo i primi in Italia per sanità. I primi in Italia per sanità. Abbiamo investito 70 milioni all'anno in nuove tecnologie, abbiamo 60 robot chirurgici, abbiamo fatto nuovi ospedali, sta partendo i lavori per un nuovo ospedale da €1 miliardo, un nuovo policlinico universitario. Siamo primi su tutti i parametri. Abbiamo portato avanti battaglie epocali, pensi all'autonomia. L'autonomia io spero, io ho già dato l'ok per la bozza per le prime 4 materie, a 3/4, dipende come se le si contano, a livello nazionale. Spero che il governo ci permetta almeno e questa sarebbe una soddisfazione personale, visto che l'operazione autonomia è partita da me, dal Veneto, con quella legge referendaria 2014, spero vivamente che si possa almeno fare una firma di una preintesa prima delle elezioni regionali. Questo sarebbe, come si può dire, per me il massimo della gratificazione. Dall'altro voglio anche ricordare che ho portato uno standing a questa regione che prima non aveva. La reputazione e il livello di rispetto di questa regione, io quando sono arrivato nel 2010 non era così. Prova ne sia che quella folle idea che ho avuto di portare le Olimpiadi in Veneto, lo ricordo che Veneto è un primato che è unico al mondo, è l'unica regione del mondo che ha le Olimpiadi per 2 volte, perché noi le abbiamo fatte nel 56, le faremo nel 26, tra l'altro celebrando i 70 anni. Ecco, io ho portato a casa queste Olimpiadi, tra l'altro facendo un dossier temerario con Cortina, Trento e Bolzano, tutto basato su mia idea. Considera che non ho parlato con nessuno, neanche il sindaco di Cortina sapeva che avevo presentato la domanda, proprio per mantenere il massimo la riservatezza, e devo dire che poi ho trovato dei grandi compagni di viaggio, ovviamente il sindaco di Cortina, l'allora sindaco Ghedina, oggi il sindaco Lorenzi, piuttosto che i colleghi Compaccer
e Fugatti, però sono partito da solo. E poi ovviamente grande collaborazione con la Lombardia, che ne nasce per la prima volta nella storia un'Olimpiade che porta i due nomi delle due località, Milano, Cortina. Cioè sembra tutto normale, ma perché i cittadini sono abituati a questo modello di normalità, ma non è normale. E Non è poi normale, portare a Presidente, casa una visibilità per 3 miliardi e mezzo di cittadini del mondo che ci vedranno, 2 milioni di cittadini che verranno qui, 5 miliardi e 3 secondo quello che dice Banca Ifis di PIL, insomma queste sono le Olimpiadi. Guardi, Veneto ha portato a casa quasi 2 miliardi di euro di opere che altrimenti nessuno avrebbe mai finanziato. Parlo di opere non sportive, ma parlo di opere di infrastrutture. L'Arena di Verona, che viene candidata alla chiusura delle Olimpiadi e all'apertura delle Paralimpiadi su mia proposta, porta a casa 20 milioni di euro per la sua messa a norma per l'accessibilità. Quindi i portatori di disabilità avranno modo di vedere qualsiasi concerto perché l'Arena sarà fruibile, il teatro più vecchio al mondo, 2000 anni di storia. Ecco, Presidente, la sento informissima, un fiume in piena, ma questa Milano Cortina, la folle idea, come l'ha chiamata lei, adesso diventerà anche un tesoretto per il suo successore Stefani, no? Vabbè, guardi, io ragiono, di tesoretto ne lascio tanto, consideri solo che penso che ci siano almeno un centinaio di inaugurazioni tra sanitarie, di opere stradali o quant'altro, ma funziona così, nel senso che io non ho avuto la fortuna di avere di trovarmi una dote di inaugurazioni di opere. Stefani è un ragazzo in gamba e porterà avanti queste opere, ne farà di sue, come è giusto che venga caratterizzato ogni amministrazione. Cioè un amministratore non deve amministrare pensando che dopo di lui c'è il diluvio, perché così non funziona. I cittadini hanno necessità e bisogno di avere sempre continuità, tanto è vero che con Stefani la garantiamo. Ecco, come sta vivendo questa campagna elettorale? La percezione che ha lei, si dice che lei voglia raggiungere il massimo, sbancare più di sempre con la lista, diciamo, sai che non è stato possibile, ma insomma lei è candidato capolista in tutte le province. Che percezione ha, che polso ha in questi giorni? Io mi sono messo a disposizione perché anche come un segno di ringraziamento al mio partito che comunque devo dire mi ha sempre dato grandi opportunità e non ho mai avuto nessuna pressione per nulla, ho sempre fatto quello che era giusto fare. Dall'altro devo dire che mi hanno vietato di fare la lista civica, che secondo me avrebbe portato un sacco di voti all'intero centrodestra e quindi avrebbe garantito ancora più solidità governativa. Ricordo che oggi le proporzioni, grazie alla mia ultima corsa in Regione Veneto, sono 43 consiglieri di maggioranza e 7 di minoranza. Senza la lista civica, senza delle operazioni che si potevano fare, Stefani verosimilmente avrà una trentina di consiglieri di maggioranza e 20 di opposizione. Io non ce l'ho con l'opposizione, però se i numeri sono numeri riesce anche a essere molto più incisivo e più veloce a governare. Detto questo, dico che io lo sto facendo una campagna con serenità, trovo un sacco di cittadini che non è vero che siano distanti dalla politica, ma devono essere informati, tanto è vero che ho fatto questi video che sembra banalità. Qualcuno mi dice ma ci sono solo i giovani sui social. No, i miei video vanno soprattutto su WhatsApp e ormai in tasca un WhatsApp ce l'ha chiunque. E detto questo, penso che sia fondamentale rispettare i cittadini, spiegare ai cittadini che il nostro avversario non è il partito avverso ma è l'astensionismo e invitarli ad andare a votare. I cittadini vadano a votare per chi vogliono, ma vadano a votare. Ecco, Presidente, non posso proprio esimermi da questa domanda. Lei dice i cittadini devono essere informati, lei parla di partito, ovviamente, sta benissimo nel suo partito, ma a proposito di chi si rivolge invece il suo partito a destra, ma molto a destra, e parliamo ovviamente del generale Vannacci, vice segretario, e a proposito di quell'elettorato che non ama molto gli estremismi, ma la cui priorità, ritorniamo, è il lavoro, la sicurezza anche. Ecco, giorni fa c'è stato questo rumoroso post del generale Vannacci che ha ricostruito il ventennio in chiave revisionista. Anche il ministro Salvini è stato molto chiaro, lasciamo agli storici la storia, le leggi razziali sono state quel che sono state, lei è stato ancora più chiaro e parliamo anche di identità e consenso, visto che lei ci torna oggi anche sui giornali. Allora, in questo particolare periodo storico, anche economicamente particolare e della vita politica, da cosa dipende il consenso e da cosa dipende anche il consenso nel suo partito? Ma guardi, io penso innanzitutto che il consenso dipenda intanto dalla coerenza e dal rispetto dei cittadini. Dopodiché la base, diciamo, identitaria è la base del consenso. Il cittadino si identifica su un'idea. Nel momento in cui tu annacqui l'idea, annacqui il consenso. Cioè,
è scritto, l'abbiamo visto tante volte, cioè abbiamo visto tanti partiti andare alle stelle con i consensi. Pensi, Renzi da me nel 2014 le europee aveva il 42% in Veneto, mai visto un elettorato del genere. Con me alle ultime regionali che ho fatto io, il PD è andato al 13-14%, una roba del genere. Cioè, capisce cosa vuol dire perdere identità. Io penso che poi dobbiamo pensare che abbiamo dei cittadini che sono assolutamente attenti alla moderazione ed è fondamentale pensare che questa moderazione si deve esprimere anche con la concretezza. La storia ci insegna che gli estremismi non ci portano mai da nessuna parte. Quanto alle leggi razziali, non c'è nulla da rivedere o da puntualizzare. Il Parlamento, che era un Parlamento che comunque era come si può dire, rappresentato da delle forze che comunque poi sono state bocciate dalla storia. Basti pensare alla fine che ha fatto Matteotti, no? Matteotti è stato ammazzato perché andava contro quel Parlamento, quel modo di pensare. Ma detto questo, dico, il Parlamento è correo tutto assieme per le leggi razziali. Il re le ha firmate, il re anche lui è responsabile. E quindi le leggi razziali sono la roba più schifosa che noi abbiamo nella nostra storia, che è un'onta, è una ferita sempre aperta, perché abbiamo contribuito come cittadini italiani in quegli anni, siamo nel 1938, alla deportazione di ebrei, al loro sterminio programmato. 6 milioni di ebrei sono stati ammazzati nei campi di concentramento, ma non ultimi anche i disabili, gli zingari e gli omosessuali. Allora non c'è nulla da vantarsi o sta qui a puntualizzare che la legge razziale non era di Mussolini, ma l'ha votata il Parlamento. Cioè, non è che mal comune in mezzo E alle come mai, altre, Presidente, si funziona così. torna sempre ciclicamente su queste, vicende ormai che dovrebbero essere annullate dalla storia? Secondo lei perché questo parlare a destra continuo? Ma guardi, a me non risulta che ci sia un parlare a destra continuo, a me risulta che ci sia una persona che dice queste robe. Non ho trovato nessuno di destra in giro per l'Italia che va a riesumare le leggi razziali. Cioè, dobbiamo che chiarirla questa roba. Dopodiché, guardi, io penso una cosa, glielo dico da cittadino, milita in una coalizione di centrodestra, premesso che io penso che ormai i cittadini siano usciti da questi schemi destra-sinistra, ma non serve essere di destra per pensare che gli immigrati, se vengono qui, devono comportarsi bene e rispettare le nostre leggi, la nostra identità. Non serve essere di destra per dire che ci vuole la certezza della pena. Ma è questo il grande errore che ha fatto la sinistra, pensando che a sinistra non si vogliono queste robe. Le vogliono anche i cittadini di sinistra, diciamo, il rispetto delle leggi, la legalità e tutti i discorsi identitari che facciamo. Cioè, io non è che trovo le sagre che cavolo so, dei Radici e Fasoi, trovo tutti quelli di destra e quelli di sinistra si vergognano di questo profilo identitario. Non è che in Veneto, visto considerato che 7 persone su 10 parlano e pensano in Veneto, bimbi compresi, immigrati compresi, quelli che non parlano in Veneto sono quelli di sinistra. Ma è trasversale, eterogenea questa roba, finiamola con questi schemi mentali. Quindi non c'è nulla da puntualizzare. E quanto alle leggi razziali, a me non risulta che a destra, a centrodestra o nella coalizione di destra o dell'estrema destra ci sia qualcuno che puntualizza tutti i giorni sulle leggi razziali. Chiarissimo, Presidente. E a proposito del generale Vannacci, poi qui la chiudiamo, ieri da Napoli ha detto: io ho bandito dal Veneto, sarà sicuramente per una domanda provocatoria dei giornalisti che ci mettono sempre lo zampino, dice no, non mi risulta, e la settimana prossima dice sarà lì. Cioè, non c'è nessun DASPO per me, dice Vannacci, in Veneto. Ma guardi, il Veneto è una regione cosmopolita, non ha mai chiuso le porte a nessuno e non so nulla dell'agenda del generale Vannacci o dell'onorevole Vannacci, per cui non ho nulla da dire, cioè, ognuno fa quello che vuole. Allora, a proposito di sicurezza, di immigrazione, stavo guardando prima che le arrivasse alcuni dati ultimi: furti e scippi, accoglienza e immigrazione in Italia, 6 reati su 10 sono ad opera di stranieri. Ma come si concilia questa accoglienza con il problema della sicurezza e con l'immigrazione? Ma guardi, in Veneto abbiamo 600.000 immigrati che si sono integrati, che hanno messo su famiglia, che sono già la seconda o la terza generazione
che non rompono le palle, che rispettano le leggi, e quindi dobbiamo solo dire grazie perché comunque fanno parte della nostra comunità. Li trova nelle bande, tra le maggiorette dei gruppi delle maggiorette delle Pro Loco, nelle bande, nelle associazioni di volontariato, dappertutto. Però non sono questi immigrati, però sono quei pochi, cioè quelle piante che cadono, che fanno più rumore della foresta che cresce. Allora non è un fatto di razzismo, io l'ho scritto anche in un libro. Cioè, oggi noi dobbiamo prendere atto che per colpa di qualcuno non si fa più credito a nessuno. C'era scritto, io mi ricordo andavo da bambino nel calzolaio nel mio paesetto e aveva stata scritta, che poi capii negli anni, perché andavo a portare le scarpe, che già quando ho 4-5 anni andavo in bicicletta a portare le scarpe da sto vecchio che è morto centenario, e c'è scritto: per colpa di qualcuno non si fa più credito a nessuno. Questa è una filosofia popolare che dice che non è colpa degli immigrati, ma è colpa di alcuni immigrati. Io che parlo con gli immigrati, quelli per bene, sono incazzati più di noi del fatto che hanno qualche conterraneo che si comporta male. Ma senta, come andare a dire che gli italiani sono tutti delinquenti a New York? La verità è che gli italiani dell'Little Italy, parlo con mio nonno, viveva all'Ittle Italy nel 29, erano incazzati per colpa di Al Capone, di qualche mafioso che li sputtanava, ma non erano dei delinquenti. E così noi dobbiamo pretendere che sia certezza della pena. Quando li prendi, devi mettere in galera, devono capire che qua non si scherza, devono capire che siamo più cattivi di casa loro. Perché guardi, qui c'è un Eldorado dal punto di vista della punibilità che è paurosa. Cioè fino a 4 anni di galera non vai in carcere, di condanne scusi, non vai in carcere. E quindi cosa vuol dire? Ma un furto secondo voi si becca, un furto in una casa, si becca 4 anni di condanna? Poi i dati dei tecnici esperti di queste robe ci dicono che quando tu becchi un ladro in fragranza di reato ha commesso tecnicamente, statisticamente, almeno 10 reati simili facendola franca. Quindi vuol dire che per portarlo a 4 anni di condanne, ma questa qua arriverà a commettere 30, 40 furti prima di riuscire a arrivare al montepremi. Allora bisogna abbassare l'asticella, punirli subito e poi se sono gente che è arrivata qui, se c'è possibilità di mandarli a casa loro. Punto. E ovviamente le punizioni valgono anche per gli italiani, che sia chiaro. Noi non abbiamo dei delinquenti di serie A, di serie B. Io non faccio parte di quelli che pensano che esista la microcriminalità. Finitela con chiamarla microcriminalità. Questi sono dei delinquenti e purtroppo a volte anche crescono, anche velocemente diventano anche dei super delinquenti. Anche qui chiarissimo. Allora, Presidente, siamo proprio in chiusura e tutti si chiedono, lei ora mi risponderà sicuramente, facciamo un passo per volta e mi stopperà, ma io faccio sempre delle fughe in avanti. Lo dico già. Allora tutti si chiedono. Ma non glielo so dire, guardi, ma sinceramente, guardi, innanzitutto per un motivo, io non ho nessuna contemporaneità. Su queste elezioni vorrei fare un appello, sono atipiche, irrituali e come si può dire? E non va bene così. Questo paese deve dotarsi di un election day. Questo paese deve fare una legge e dire la seconda domenica di maggio tutti gli anni si vota e si racimula su tutto quello che c'è da votare. Non possiamo andare a votare a novembre per una regione, a ottobre, a settembre abbiamo votato quest'anno. Nelle Marche abbiamo votato a settembre, a ottobre in Toscana, adesso 3 regioni che vanno a novembre. A me non sembra normale, quindi faccio appello perché si faccia l'election day, ma col giorno, in modo tale che tutti sanno che quel giorno ogni anno si vota, così dobbiamo fare. E allora io non ho nessuna contemporaneità, non è che ho la porta girevole e esco da una parte e entro dall'altra. Leggo di tutto, mi hanno detto che andrò a fare il sindaco di Venezia, il presidente il sindaco di Venezia, ne abbiamo parlato anche l'altra volta, o il ministro addirittura. Io riporto dei rumors. Ma guardi, adesso ho letto il Presidente del Consiglio, non glielo so dire. E quindi però staremo a vedere. C'è vedere. stata l'esternazione di La Russa, il Presidente del Senato, che dice già è una risorsa per la politica italiana, fosse per me porte aperte. Ecco, io gliela dico giusto così, gliela annoto giusto così. No, ma io, guardi, ringrazio anche il Presidente della Russia che non lesina mai di esprimere pubblicamente le proprie convinzioni e le proprie idee e gli va riconosciuta, come si può dire, una libertà e una coerenza di pensiero che altri non hanno, perché ci sono politici che hanno una versione per il pubblico e una versione per il privato. A lui gli riconosco questo, visto considerato che sono stato anche suo collega ministro, voglio ricordare. E poi non glielo so dire, questo governo sta facendo bene, è un governo che ci ha fatto rivedere
uno spread a 72-73 punti, non so quanto sia stamattina, siamo partiti da 600 punti l'11 nel novembre del 2011. È un governo che anche qua a me spiace perché è andato in canarina, ha aumentato il rating dell'Italia, cioè l'Italia ha un rating per il quale oggi siamo più credibili sui mercati, mai accaduto. Ovviamente è andato in canarina forse per una contemporaneità di notizie in quei giorni, e quindi non se ne è parlato molto, ma meritava una festa nell'intero paese questa storia del rating. Il Presidente Meloni sta dando una visibilità e uno standing internazionale che è unico, perché sa tenere delle relazioni, perché parla l'inglese come l'italiano, perché comunque ha una visione delle sue relazioni, e io penso che non siano robe da poco. Guardi, non serve essere di destra per riconoscere queste robe. Dopo uno che non è di questa coalizione può dire io non condivido alcune politiche che sono tipicamente di destra e non di sinistra, ma il fatto che questo paese sia più rispettato a livello internazionale deve essere un momento di orgoglio per tutti, da destra a sinistra, e va riconosciuto che Meloni sta facendo questo. E allora di scenari futuri anche sui personali magari ne riparleremo dopo, giustamente dopo le elezioni, se vorrà. Prossima tappa dell'uncino, prossima tappa sua? Beh, oggi uscirà alle ore 12, noi abbiamo questa tappa ogni 2 giorni un'uscita, e quindi oggi uscirà il video su Treviso, che è molto bello. Consideri che i video e le idee, io non realizzo i video, ma tutto quello storytelling e le idee le ho messe io. Quindi lei insomma è l'autore di questi video, è l'autore. Io sono lo spin doctor di me stesso. Spin doctor Mi incazzo stesso, quando vedo scritto da parte del suo collega, scrive gli spin doctor di Zaia. Io non esistono gli spin doctor di Zaia. Non esistono, ecco, sia chiaro. Sono idee mie. Noi però l'avevamo percepito questo, infatti non l'abbiamo mai detto né scritto. Lei è spin doctor di se stesso, mi pare abbastanza evidente. Allora Presidente, io le faccio un grande in bocca al lupo e noi ci risentiamo presto, quando vorrà. Va bene, al voto. grazie a lei, buongiorno. Grazie. A presto, arrivederci.